È stato tra i primi 22 anni fa ad arrivare in piazza San Marco, spettatore e testimone di una delle giornate più lunghe di Venezia. 9 maggio 1997, oggi 22 anni fa. L'occupazione militare del campanile di San Marco da parte di un gruppo di 8 venetisti fa ancora storia con nuove rivelazioni. L'avvocato Francesco Mario Delia, leader del movimento Autonomia Venezia e Venezia Libera, oggi ricorda. Anch'io quella mattina ero in piazza San Marco perché Segato venne in studio e chiese che potessi assisterlo in questa trattativa o nel caso in cui fosse arrestato dalla polizia e dai carabinieri. Delia difese nelle prime udienze del processo l'ideologo di quel blitz, Giuseppe Segato, trovato morto in casa nel 2006 dopo aver scontato una condanna di 20 mesi agli arresti. L'avvocato veneziano ricorda un mistero ancora irrisolto 22 anni dopo e trapelato solo in minima parte dalle indagini successive. Però la verità sull'assalto e sui coinvolgimenti di un noto uomo illustre e potente italiano che avrebbe dovuto proclamare l'indipendenza della Repubblica di Venezia non è mai venuto fuori fino ad oggi, perché con me Segato mantenne su questo nominativo il segreto. L'anniversario è stato ricordato questa mattina in piazza San Marco, appena il sole ha preso il sopravvento sulla pioggia, da Delia e dall'Associazione Venezia Libera. Oggi siamo il 9 maggio 2019, quindi sono passati tanti anni.